La vicenda di Graziano Stacchio ripropone in termini drammatici il tema della legittima difesa. Solo pochi giorni fa Giovanni Furlanetto, consigliere regionale di Prima il Veneto, aveva presentato una proposta di legge per la modifica dell'articolo 52 del Codice Penale. I tribunali, in maniera del tutto diverso l'uno dall'altro, giudicano la colpevolezza di chi si è difeso dando delle cose diversissime, 4 anni, 6 anni, 8 anni, 12 anni, rispetto a uno che si è difeso e ha ammazzato il ladro che è entrato in casa. Secondo Furlanetto non è possibile che la legittima difesa sia considerata un reato e non è accettabile che venga punita in modo diverso a seconda del magistrato giudicante. Con questo noi cerchiamo di applicare la non discrezionalità del giudice, nel senso che se io mi difendo qualsiasi cosa con la mazza, con un'arma, con un coltello in casa e creo ovviamente anche la morte di chi è venuto dentro in casa, non ci sia più la discrezionalità del giudice nel fare l'eccesso di legittima difesa. La criminalità ha alzato il tiro, in questo periodo non si è più sicuri nemmeno fra le mura di casa. Lo Stato, dice Furlanetto, non può criminalizzare chi si difende da un'aggressione. Viviamo in una situazione di insicurezza non più tollerabile. Che ne so io se questo entra e mi dà un pugno in faccia e abbiamo visto che con un pugno si può anche morire. Cioè non serve abbia un'arma in mano, no? Io devo avere la possibilità in casa mia, almeno questo, di potermi difendere senza il pensiero che se mi difendo troppo sono io il delinquente della situazione.